In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Sondaggio presidente in regione, Schifani ottavo. Il sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore ha evidenziato un risultato positivo per Renato Schifani. Con il 57% raggiunge l'ottavo posto tra i governatori e in meno di 2 anni migliora di 15 punti rispetto alle elezioni del settembre 2022 e di 6 punti rispetto allo stesso sondaggio dell'anno passato. È solo un sondaggio, ma rappresenta un dato positivo per Schifani, per la coalizione di centrodestra e per l'intera Sicilia. Ma la sanità siciliana fa un passo indietro. Nel 2022 la sanità siciliana rispetto ai livelli essenziali di assistenza, secondo il monitoraggio del nuovo sistema di garanzia, non ottiene la promozione. Nell'analisi delle aree ospedaliere 76,38, prevenzione 47,18 e distrettuale 58,04 non raggiunge la sufficienza nelle ultime 2 aree. Allo stesso livello Calabria e Sardegna, fa peggio solo la Val d'Aosta. Delitto Mattarella, in un anonimo il nome del killer? Dopo ben 44 anni dall'Epifania del 1980, quando fu ucciso il presidente della regione Piersanti Mattarella, arriva alla famiglia un foglio anonimo nel quale vi sarebbe scritto il nome del presunto killer. Foglio consegnato subito alla procura. Ancora presto per capire se si tratta di una pista seria o dell'ennesimo atto di un mitomane. Una delle piste, seguita allora anche da Falcone, vedeva un intreccio fra ambienti mafiosi e ambienti neofascisti. 18 incendi ieri in Sicilia e oltre 30 nel fine settimana. Ieri in Sicilia ben 18 incendi distribuiti in quasi tutte le province. A questi vanno aggiunti gli oltre 30 del fine settimana che hanno impegnato vigili del fuoco, forestale e protezione civile e che in molti casi hanno richiesto l'intervento dei Canadair. Buoni risultati in Sicilia nella raccolta di carta e cartone. Ogni italiano raccoglie e ricicla 64 kg di carta e cartone ogni anno, superando le 3.700.000 tonnellate. Il tasso di riciclo è ormai del 92%. Al sud ci si ferma a 50 kg pro capite, ma la percentuale di miglioramento è superiore a quella del nord. La Sicilia, insieme al Veneto, è la regione che ha fatto registrare i miglioramenti più significativi. L'attentato a Trump: non deviare dai valori fondamentali. Il mondo intero è rimasto colpito dall'attentato all'ex presidente americano Donald Trump e già fioccano fake news e toni violenti. Ma è in questi momenti complicati che bisogna restare ancorati ai valori fondamentali. La democrazia come punto di riferimento universale, la responsabilità individuale dalla quale nessuno può essere esentato e l'unanime condanna della violenza da parte di tutti gli schieramenti. Fuori da questo, il caos. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.